Lignano, Grado, ma soprattutto le terre che sono circostanti la Riviera Friulana, che contengono un sacco di bellezze, di peculiarità, di attrattive e anche di attività enogastronomiche di eccellenza. Per farle conoscere al mondo, queste attrattive, abbiamo cercato di cambiare il nome a quell'area che va tra il fiume Tagliamento Risolto, la linea delle risorgive e il litorale friulano. Si chiama Bassa Friulana, come da voi c'è la Bassa e Alta Austria, qui è la Bassa Friulana, però per comunicarlo in modo più efficace l'abbiamo chiamata Riviera Friulana, perché era più solare e evidente. Dietro questa denominazione, attorno alla quale ho fatto un libro nel 2005, è nata un'associazione culturale che presiedo, che raggruppa ristoratori, cantine, viticoltori, ma anche comuni, anche realtà istituzionali, anche darsene, marine diportistiche di un certo livello e di prestigio, il golf club di Grado, anche le terme di Lignano per esempio, per fare un'offerta turistica di qualità e di eccellenza a chi viene a trovare queste terre, queste aree. Perché per essere associati a questa nostra associazione non è sufficiente pagare una quota di iscrizione che non è altissima, non bisogna pagarla perché come tutte le associazioni, come le vostre, anche hanno dei costi. Per essere iscritti e associati bisogna passare una selezione fatta da una commissione che decide chi è in grado di partecipare a questa rete. Una rete che è sintetizzata in questa carta che trovate, che abbiamo realizzato, una carta che rappresenta il concorso Un piatto, un vino per l'estate che abbiamo fatto lo scorso anno per i ristoranti e le aziende enogastronomiche e vitivinicole del territorio. Ogni ristorante o un'azienda ha presentato un piatto e un vino in abbinamento che abbiamo votato alla fine della stagione. Abbiamo realizzato una carta che è anche una mappa che rappresenta i luoghi dove vengono prodotti e dove sono i ristoranti che sono indicati e anche una scontistica, c'è un buono che vi permetterà di avere anche il mio discorso. Quando li andate a trovare, il prossimo anno mi diceva anche giustamente, stiamo rifacendo, lo faremo anche in tedesco, quindi quando tornerete sarete più fortunati e avrete bisogno di Gigi che vi traduce quello che vi sto dicendo. Ecco, grazie. Die Riviera Friulana ist vom Grado Lignano und unter die, wie sagt man in Friaul, Ungaretzka Straße. Eine Straße, das fährt von Triest Richtung Venedig, von Ungarn. Ungarische Leute, die Barbar, die kamen vom Ost. Und das ist für eine volle und eine bessere touristische Angebot. Nicht nur Sand und Sonne, Kultur, das zum Beispiel in Aquileia, römische Ruine, in Villa Manin.